Scontro di alta classifica Trapani Cesena, Antonello Brughini. È una bella storia questa delle Trapani e di Serse Cosmi, l'uomo del fiume, e il titolo lo ricordiamo della sua biografia, amatissimo qui dalla gente di mare siciliana. La squadra granata è lanciatissima e in città c'è grande entusiasmo. 7 vittorie consecutive per Citro e compagni, miglior rendimento in assoluto del girone di ritorno. L'ostacolo odierno è rappresentato dal Cesena, seconda miglior difesa del campionato. Romagnoli reduci dal successo contro la capolista Crotone. Insomma, a questo punto tutte e due puntano alla Serie A. Le formazioni, partiamo dal Trapani, il collaudatissimo 3-5-2 di Serse Cosmi. Davide Nicolas è il portiere, Perticone, Pagliarulo e Scognamiglio in difesa. 5 uomini a centrocampo che sono Fazio, Eramo, Nizzetto, Barilla e Rizzato. Il tandem d'attacco è formato da Citro e Pektovic, dunque ce l'ha fatta l'attaccante croato. Dall'altra parte il Cesena, il 4-4-2 disegnato alla fine da Massimo Drago. Gomis tra i pali, Fontanesi, Capelli, Magnusson e Renzetti in difesa, Ragusa, Cone, Cascione e Falasco in mezzo al campo. Rossetti e Ciano formano il tandem d'attacco. Dirige Daniele Chiffi di Padova, per lui 50° gettone in Serie B. A Trapani adesso c'è un bel sole, 22 gradi la temperatura studio. 29 minuti allo stadio provinciale, 0-0 fra Trapani e Cesena. Attacca ancora la formazione di casa e c'è un altro cartellino giallo, è il terzo per quanto riguarda la formazione del Cesena. Dunque calcio di punizione, siamo sullo 0-0, ma qualche istante fa siciliani vicinissimi al vantaggio. Era il 27° minuto, c'è stata infatti una traversa colpita da Bruno Pektovic direttamente su calcio di punizione, una punizione molto bella, calciata di destra, un destro a giro e palla come detto sul legno. Adesso proprio dalla stessa posizione ancora una punizione per la formazione allenata da Serse Cosmi, e con grandissima cura e attenzione è lo stesso Pektovic che sistema il pallone. Esattamente siamo alla mezz'ora, Trapani 0, Cesena 0 Pescara. Sau che ci prova ancora una volta da fuori e ancora una volta Trapani in vantaggio, è il 38° minuto, la perla di Antonino Barilla. Si sblocca dunque la situazione del provinciale, è un inferno lo stadio di Erice. Siamo al 38° minuto, Trapani 1, Cesena 0, ha segnato Barilla. A te la linea. Che festa dunque al provinciale, dove la situazione adesso è cambiata, si è sbloccata, la squadra di casa infatti è in vantaggio sul Cesena per 1-0, la rete al 38° minuto di Antonino Barilla. Tutto molto bello, azione in contropiede della formazione allenata da Serse Cosmi con Nicola Citro che praticamente ha preso il pallone all'altezza della linea centrale del campo, se n'è andata percorso 20-25 metri, ha visto solo largo sulla sinistra Antonino Barilla che all'interno dell'area di rigore non ci ha pensato due volte e in diagonale ha messo il pallone nell'angolo più lontano dove Alfred Gomis non è potuto arrivare per Barilla. Terzo gol in questo campionato, naturalmente dicevamo del grandissimo entusiasmo qui allo stadio provinciale di Erice, tutto esaurito oggi con Serse Cosmi che non riesce a contenere anche lui la grande eccitazione. 39° minuto, Trapani 1, Cesena 0 Pescara. Sta entrando con il numero 10 De Luca. Il raddoppio del Trapani al 12° minuto, straordinario il gol di Pektovic, dunque cambia ancora la situazione allo stadio provinciale. Trapani 2, Cesena 0, a te la linea. Grazie Brughini. E dunque la formazione di casa ha raddoppiato, adesso siamo con questa nuova situazione, Trapani 2, Cesena 0, la rete molto bella di testa di Bruno Pektovic che ha raccolto dalla sinistra un traversone millimetrico, ha staccato più in alto di tutti, ha messo il pallone praticamente all'incrocio dei pali per l'attaccante croato delle Trapani. Quarto gol con la maglia granata della formazione allenata da Serse Cosmi. 13° minuto, Trapani 2, Cesena 0 Pescara. 17 minuti, Trapani 2, Cesena 0, dunque il raddoppio della formazione siciliana. Da applausi, veramente splendida la torsione di testa perfetta dell'attaccante croato Pektovic, palla nell'angolo lontano quasi all'incrocio dei pali, ma da sottolineare anche l'assist millimetrico dalla sinistra di Nizzetto. Ottima, molto buona la prestazione oggi del centrocampista della squadra allenata da Serse Cosmi, e qualche istante fa, non più di 30-40 secondi fa, il Trapani è andato vicinissimo al terzo gol con Citro che stavolta ha sbagliato tutto, praticamente a tu per tu con Gomis, ha sparato sul fondo, ghiottissima opportunità per chiudere praticamente la partita. Adesso siamo al 18° minuto con il Trapani però sempre padrone della situazione, Trapani 2, Cesena 0 Pescara. 22 minuti alla provinciale di Erice, comanda la formazione di casa, Trapani 2, Cesena 0, nel primo tempo Barilla, nel secondo tempo il raddoppio bellissimo, fantastico di Pektovic. È un Cesena molle, un Cesena soprattutto con pochissime idee negli ultimi 20-25 metri. Qualche istante fa ci ha provato dal limite Filippo Falco, un sinistro
sinistro abbastanza pericoloso, ma Nicolas era ben piazzato e ha bloccato il pallone. Sembra quasi tutto pronto intanto per l'ingresso in campo sia di Torregrossa che dell'attaccante brasiliano Coronado, che si stanno scaldando proprio sotto la nostra postazione. Siamo al 23esimo minuto con il Trapani sempre in possesso di palla, lo scambio corto e stretto proprio tra Citro e Pektovic. Ancora la manovra molto bella del Trapani, Ariosa, Fazio, l'ex giocatore della Ternana, adesso che per Scozzarella alza la testa il numero 5, ancora Fazio. Seguiamo soltanto gli sviluppi di questa azione prima di tornare a pescare. Ancora Fazio interno dell'area di rigore, una buona opportunità per il numero 13 del Trapani. Ancora Citro, attenzione, siamo all'altezza di 7-8 metri, ma Citro non riesce a colpire il pallone, ma Trapani vicinissimo al terzo gol. 24esimo minuto, Trapani 2, Cesena 0 Pescara. La mezz'ora superata da 3 minuti allo stadio provinciale di Erice, sempre avanti la formazione di casa, Trapani 2, Cesena 0. Adesso attacca però la formazione allenata da Massimo Drago, guadagna soltanto una rimessa in gioco con le mani, che l'arbitro però inverte, perché il gioco riprenderà con la rimessa in favore della formazione di casa. Qualche minuto fa ospiti vicinissimi al gol, infatti c'è stato un palo colpito di testa da Filippo Falco che ha raccolto il cross molto bello dalla destra, ma come detto è stato sfortunato perché la sua conclusione è stata ribattuta dal palo alla destra del portiere Nicolas. Ancora gioco fermo perché c'è il fallo in attacco, stavolta commesso da Camillo Ciano, dunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione siciliana. 35esimo minuto, Trapani 2, il pareggio del Bari, 37esimo minuto con Rossina, 37-10 Bari 1 Modena 1. Allora ricordiamo Brughini, minuto e punteggio. D'accordo Corsini, dunque Trapani 2, Cesena 0 studio. 38 minuti, Trapani 2, Cesena 0. Il Trapani controlla con grandissima lucidità il match. Trapani, che lo ricordiamo, all'attacco record del 2016 fin qui, 34 gol in queste 17 giornate del girone di ritorno. Ancora Romagnoli in possesso di palla con Magnusson che allarga sulla sinistra per Renzetti, ha corso tantissimo il laterale sinistro del Cesena. Renzetti adesso per Dalmonte, si gira il numero 15 del Cesena, attenzione a Cone, siamo all'altezza dei 20 metri, l'interno dell'area di rigore, la conclusione in diagonale di Filippo Falco, rasoterra velenosissima, pallone che termina sul fondo, ma che paura stavolta per David Nicolas. La situazione che non cambia, siamo al 40esimo minuto, Trapani 2, Cesena 0 studio. Cosa deciderà in ogni caso? C'è il gol del Cesena al 45esimo minuto con Dalmonte, dunque cambia il parziale, Trapani 2, Cesena 1, ha segnato Dalmonte. A te la linea. A Trapani però mancano soltanto 10 secondi al termine della partita, erano 3 infatti i minuti di recupero con il Trapani in vantaggio sul Cesena. Scusa Brughini, è finita Crotone batte Como 2-0, le reti nel primo tempo Modesto, poi Budimir. A te la linea. D'accordo, mi dà la linea, proprio quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, dunque il finale dello stadio provinciale di Erice. Trapani batte Cesena 2-1 al 38esimo del primo tempo, Barrirà, poi nel secondo tempo Pettovic per il raddoppio della formazione siciliana, ha dimezzato lo svantaggio dal Monte al 45esimo del secondo tempo, un gol di testa da facile posizione per il giovane attaccante del Cesena, per lui primo gol in campionato, e con questo successo l'8º successo consecutivo per la squadra siciliana. Il Trapani scavalca finale il anche dal Sant'Elia, Cagliari 1, Lanciano 1. D'accordo, dicevamo che il Trapani scavalca il Bari e sale al terzo posto in classifica. Naturalmente grandissima festa sugli spalti del provinciale. Il finale, Trapani batte Cesena 2-1 studio.